Ridurre l'impiego di antibiotici negli allevamenti migliora il benessere dell'animale e anche la sicurezza alimentare. Parte da qui la sfida del mondo veterinario che a Padova si è riunito in questi giorni nel G7 della veterinaria, un evento che ha portato nella città del Santo le delegazioni veterinarie dei paesi più industrializzati per fare il punto sullo stato della salute animale del nostro pianeta. Ci vuole fiducia tra i vari paesi affinché ci siano regole sanitarie chiare e condivise. Secondo i dati dell'EFSA, l'autorità europea per la sicurezza alimentare, tra il 2014 e il 2021 l'uso degli antibiotici in Europa a livello zootecnico è diminuito del 44%. Negli ultimi anni sono stati fatti dei passi giganteschi nel nostro paese in veterinaria per ridurre l'uso degli antibiotici negli allevamenti. A livello europeo questa riduzione negli ultimi anni è arrivata quasi al 50% e anche in Italia sono stati fatti moltissimi passi avanti, devo dire soprattutto nel settore avicolo, dove negli ultimi 5-6 anni si è ridotto l'uso degli antibiotici fino quasi all'80%, quindi davvero uno sforzo importantissimo per la salute degli animali, ma anche per la salute delle persone. A Padova erano presenti i capi dei servizi veterinari arrivati dai paesi del G7, Italia, Canada, Giappone, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti.